Era vestita come al mattino, ma sul capo portava una grande sciarpa di seta variopinta. Dunque, il corsaro nero l'attendeva col cappello in mano e a sinistra appoggiata ad una lunga spada. Vi ringrazio, signora, per essere venuta sulla mia nave. Tu sei stato, scommetto che ce l'hai proprio tu. Che tanfo! Hai mangiato peperoni stasera, eh? No, non c'è nemmeno qui. Ma dov'è? Per restare svegli, ci racconteremo delle storie. Sì, ci racconteremo delle storie, sì, così se dovesse tornare lo spirito del capitano, potremmo aiutarlo a trovare il suo tesoro! Bene, il vento è quello giusto. Fra poco la marea ci porterà lontano. La nostra rotta è sud-sud-ovest. Con questo vento arriveremo in un baleno. Già, arriveremo! Ma dove? Non ti preoccupare. Tutto a babordo. Un uomo! Sì, un uomo! Ma allora l'isola non è disabitata! Ed è quest'uomo! È vestito tutto di nero! Di nero? Sì! Allora sarà un oiettatore! Presto, torniamo a largo, presto scappiamo. No, aspetta! Com'è questa bandiera? Una bandiera nera! Nera! Sì! Una Una bandiera nera! bandiera nera! E sulla bandiera nera cosa c'è disegnato? C'è un teschio! Un teschio! Sì. Ma Allora quella è la bandiera dei pirati! Presto, Pittino, scappiamo! Scappiamo! Quello è il corsaro nero! Sì! Corsaro nero! Che per vendicare i fratelli uccisi dal terribile Van Gulger diventa un feroce corsaro! Quintino, ma allora quella è l'isola della Tortù. L'isola della Tortù, l'isola dei pirati. Già. Che sei giù, stupido! Ci vuoi far scoprire? Mi è sembrato di sentire un rumore provenire dalla giungla. Da dove? Dalla giungla? Dalla giungla? Sì. Sarà? Sarà qualche pantegana. O forse è un barbagianni! Chissà che barba il barbagianni. Oh, bisogna stare attenti però che non sia una spia! Già. Perché? C'è una spia? Non è figlio di Maria. Non è figlio di Gesù? E quando muore va laggiù. Buffy! Vuol dire che queste sono le lacrime del corsaro che ha pianto
per i fratelli uccisi dal generale Van Gulk. Cosa c'entra? Ma scusa, voglio dire, ma allora cosa c'entrano le lacrime del Corsaro con lo zio Emilio Salgari? Cosa c'entra? Ma come non capisci? Queste sono le lacrime del Corsaro. Le lacrime? Del Corsaro, che come quelle dello zio Emilio Salgari. Sono come le lacrime dello zio Emilio? Sì, che ha pianto, sperando e sognando in un mondo migliore. Mondo migliore. Un mondo pieno di amore. Amore. E di giustizia. E di giustizia, esatto. Che sta?